qui anche rappresentata, il presidente dell'associazione Marco Bardo, il dottor Pellegrino, e il vicepresidente Emanuele Federica. Grazie a tutti e direi che a questo punto non mi resta, scusate la voce, ma neanche farlo apposta, stasera mi manca la voce. Comunque, vi presento subito Gisella Marengo, che è una giovanissima studentessa di pianoforte che si è offerta di allietare questa serata con alcuni brani musicali. Promettente, vero? Allora, possiamo iniziare la serata, quindi cedo la parola al professor Rosso Arturo, relatore della serata. Buonasera a tutti, siamo qui per parlare, anzi cercare di fare insieme una lettura, ovviamente per sommi capi, per immagini direi più che altro, della antologia di racconti che Teresio Lotto ha stampato, pubblicato già nel mese di aprile 2005, Storie di povera gente. Cercherò prima di dare un'idea del taglio del racconto e poi nella fine dell'intervento mio
darò anche una mia interpretazione di questo titolo, soprattutto dell'uso dell'aggettivo povera. E per iniziare mi sembra giusto prendere a prestito un giudizio, anche se lui avrebbe preferito chiamarlo una sensazione, un giudizio di Giorgio Buridan che Loto ha voluto premettere alla sua raccolta, in cui si dice che in questi racconti è possibile riscontrare l'istinto del narratore di Teresio Loto. Per la verità, cioè io sono anche di questo parere, per la verità si poteva vedere già questo istinto, questa facilità del narrare, del raccontare nelle prime prove che Teresio faceva di scrittura pubblica, diciamo così, cioè quando pubblicava sull'almanacche di Primalpe, se non vado errato, più o meno 15 anni fa, quando pubblicava i primi racconti e appunto in questi racconti si vedeva una disposizione naturale, no? Un discorso fluido, tipico di chi è abituato a ascoltare i racconti, ma a sua volta anche a raccontarli, a riproporli. È aiutato anche indubbiamente Teresio in questo suo raccontare, è aiutato da una facilità molto spiccata a fissare delle immagini dai contorni molto netti, che siano esse di personaggi o di quadretti, di bozzetti di vita della sua infanzia, ovviamente, che danno il sapore di quelle vecchie fotografie in bianco e nero che abbiamo tutti presenti. Sono fotografie estremamente nitide, fotografie che non perdono la loro definizione, la loro qualità. Dicevo che penso che tutti abbiano ben presenti queste foto, queste antiche foto che venivano trattate con i sali di argento, quindi col tempo si sbiadiscono un pochino, ma più che altro assumono quella patina giallina, ecco, in superficie, che non intacca i contorni delle figure, i volti, che rimangono sempre nitidi. Da questo punto di vista direi anche che con l'antica fotografia in bianco e nero il racconto di Loto ha più di un punto di contatto che direi si potrebbe evidenziare essenzialmente nella situazione della posa, cioè le sue non sono istantanee ma sono pose, tanto per parlare in termini di fotografia. Perché pose? Perché i personaggi sono sempre estremamente composti, come se fossero schierati davanti alla macchina fotografica degli antichi fotografi, e non hanno mai quei movimenti scomposti, quei movimenti, quei guizzi che sono tipici invece delle istantanee, dove chiaramente viene colto con molta più facilità l'attimo che fugge. Una di queste immagini, di queste fotografie quasi di posa molto nitide, la troviamo subito nelle prime pagine del racconto, ed è del racconto Le Mascarade, ed è quella che voglio proporvi nella lettura di Francesco, che è Loto Junior, quindi lo chiamiamo a leggere questo. Le maschere di allora erano povere, ma donavano tanta gioia e non costavano niente. Le bambine si vestivano da vecchiette, con lo scialle e la gonna
forno del pane. Era meglio così. Sarebbe stato un peccato nascondere quelle belle facce piene di salute, rosse per il freddo, gli occhi lucidi dalla gioia. Come avete sentito è stato un inizio, direi, bene augurante e propizio. È un bellissimo quadretto, io ritengo questo, della descrizione delle maschere, e che soprattutto ci dà la dimensione della nostalgia di un'infanzia ormai lontana, ma è un'infanzia non statica, non smorta, non sbiadita, bensì un'infanzia che mira ad essere protagonista, a trovare i suoi spazi, e ce lo chiarisce anche l'appendice a questo bozzetto, che non è stata letta da Francesco, ma ve la propongo io. Dice: per giorni e giorni avevano tormentato mamme e maestre per imparare qualche poesiola o scenetta allegra, che avevano poi provato a lungo nelle stalle, eccetera, eccetera. Cioè questi bambini che abbiamo visto prima quasi schierati in posa davanti alla macchina fotografica, un po' rigidi dei loro costumi, in realtà erano protagonisti di una bellissima stagione, quella bellissima stagione appunto dell'infanzia che Teresio ci ricorda continuamente. Anzi, direi che lascia questa infanzia libera di esprimersi, di giocare in un mondo che è sostanzialmente un paradiso terrestre in cui è persino superfluo e sarebbe scontato ricordare l'eco delle beatitudini evangeliche, cioè beati i poveri in spirito, beati i miti, eccetera. Io non credo che sia una esagerazione affermare che nella raccolta dei racconti di Loto questo punto di vista dei bambini, dalla parte dei bambini, rappresenti come dominante almeno un 70% dell'intera consistenza dei racconti. Cioè sono pochi, sostanzialmente un paio, i racconti che non hanno questa visuale, questa prospettiva dell'occhio dei bambini, che osservano la realtà, la giudicano, la incasellano e la sistemano secondo i loro parametri e secondo il loro criterio di misura. Ecco, io incomincerei subito a dare un'idea di questo punto di vista dei bambini. Voi sapete che tutti avrete constatato che da bambini si vedono le cose più grandi, sarà perché si è piccoli, no? Cioè quando io ricordo avevamo 5-6 anni, vedevamo i militari di 19-20 anni come dei giganti. Adesso questo non succederebbe più. Ebbene, questo è il punto di vista dei bambini, no? Che sono portati a vedere il mondo con una specie di lente di ingrandimento. Una immagine è da questo punto eloquentissima, ed è quella che vi propongo subito. Il brano è tratto da un racconto che si intitola Mietitura e ci descrive il complesso apparato della trebbiatrice che veniva fatta transitare per le stradine di campagna del nostro comune, del nostro paese, per raggiungere i vari cascinali, fare il piazzamento e iniziare la trebbiatura del grano. Operazione complessa che richiedeva in certi casi diversi giorni di stazionamento di questa macchina, di questo apparato in un cortile di una borgata, ma la cosa che intendevo sottolineare non è tanto l'operazione in sé della trebbiatura, quanto piuttosto l'impressione che
l'avanzare di questa macchina, di questo anzi complesso di macchine per le strade di campagna suscitava nei bambini. E pregherei proprio Maria Silvia Caffari di dare lettura di questo passo dalla mia figura. Lentamente, maestosamente, risaliva lungo la strada, diventando sempre più grande. Prima veniva il trattore, che trainava tutto il convoglio, poi una specie di tender con tutti gli attrezzi, poi la macchina, un bestione rosso, enorme, bellissimo, pieno di ingranaggi, di trasmissioni e, almeno per noi, di mistero. Chiudeva il convoglio l'imballatrice con il suo grande braccio dentato, simile alle fauci di un drago. Tutto questo, ben di Dio, veniva lentamente nel nostro cortile, per noi. Per questo noi piccoli ne eravamo fieri e la nostra gioia era totale. Ed ecco che il trattore si affacciava alla curva per entrare nell'aia. Era un gran trattore nero, a testa calda, con un rumore possente, oserei dire aristocratico, fiero. Il suo rumore sovrastava sempre tutti gli altri. Lentamente, tutte le macchine venivano piazzate. Il capo macchina, con dei possenti "Oisà! Oisà!", dava il tempo ai lavoranti per mettere bene in piano i vari macchinari, affinché fossero pronti il mattino successivo. I garzoni si mettevano tutti a dormire, stanchi di una giornata faticosissima. Da Caraglio, il Monte Tamone, si vedono un poco sotto la croce alcune radure, ogni anno più piccoli per l'avanzare della vegetazione ormai incolta. In una di queste radure, non diciamo quale, la vegetazione non riesce ad avanzare per qualche arcano motivo, e questa si chiama Albal di Maschi. Un tempo, e perché non ora, si riuniva in questo spiazzo tutto il popolo nascosto del nostro ormai dimenticato passato. Masche, streghe, salvanot, diavoli popolavano le notti, e non era prudente per un uomo e assolutamente proibito per una donna transitare in certe zone. Nerola, la Fontana Scarun, Combare le Masche a Sant'Anna di Bernezzo e, posto da incubo fra tutti, la chiesa di San Bernardo tra Bernezzo e Vallera, dove si vedevano in certe notti le diafane luci di nere candele accese per qualche satanico rito. Il Salvanotte era tra le masche il più simpatico. Certo, non il più innocuo, ricorda certi personaggi del piccolo popolo irlandese. Il suo divertimento più grande consisteva nel fare dei tiri birboni ai poveri contadini, come scaricare in un attimo il carro della legna faticosamente preparato o aprire furtivamente il rubinetto dei barilotto dell'acqua ai ragazzini davanti all'uscio di casa, così che
che dovevano ritornare alla fontana. A volte prendeva qualche ragazza e la metteva sull'orlo del tetto e nulla si vedeva se non la ragazza che urlava e non cadeva, trattenuta dall'invisibile salvanotte, dei quali si sentivano soltanto le risate. Il minestrone, il bollito e l'immancabile turma fresca, che era sempre il piatto più gradito. Succedeva a volte che la mietitura avvenisse il venerdì. Allora la mamma prendeva la bicicletta e andava a Caraglio dal parroco a farsi dare la dispensa per poter servire carne anche in quel giorno. A mezzogiorno la sirena suonava per annunciare la sosta per il pranzo. In un attimo tutti correvano a lavarsi e a prendere posto attorno alla tavola. Papà portava su dalla cantina il vino fresco e noi l'acqua della sorgente, ed era festa grande. La cosa più bella era che tutto questo si ripeteva per una settimana almeno. Infatti, prima o dopo di noi c'erano tutti i nostri vicini ed era un continuo andare e venire per aiutarci tutti. Senza leggi, senza regole imposte, la solidarietà veniva praticata nel modo più bello. Senza nessuna domanda, tutti sapevano quando occorreva darsi da fare. Era il Natale 1994. Sotto il cavalcavia della tangenziale, alla periferia di Torino, uno sparuto ed infreddolito gruppetto di prostitute nere cercava di scaldarsi al misero falò di cartoni ed asticelle fradice che avevano raccattato sul ciglio della strada. Tirava un vento freddo e pungente e alla pioggia di accia si mescolavano già alcuni fiocchi di neve. Con il loro abbigliamento da lavoro ben poco potevano fare per ripararsi dal freddo. Magliette scollate e pantacollati attillatissimi mettevano sì in risalto i loro corpi, ma non offrivano alcun riparo dal freddo. Quella notte si lavorava ben poco, nessun cliente si fermava e tutti sembravano presi da una strana aria di ipocrita rispettabilità. Jessica, 23 anni, del camion, passeggiava da un'ora avanti e indietro, gridando con la voce ormai rauca il suo misero prezzo sui finestrini appannati dei pochi passanti.
Abbiamo conosciuto Teresio Lotto come narratore da questa bella lettura che ci ha fatto Maria Silvia Caffari appena ora. Io lo invito a salire qui sul palco a prendere posto, perché è giusto anche che il pubblico ti possa vedere di persona. Bene, dicevamo di questa prospettiva degli occhi dei bambini. Abbiamo sentito la lettura del brano con la descrizione della Trebbiatrice. Avete visto e sentito che giocava tutto sulla grandiosità della scena. La macchina è un bestione enorme, il trattore ha un rumore possente, anch'esso è un gran trattore, ma ci sono anche altre suggestioni, per esempio le suggestioni dei colori, le suggestioni cromatiche. C'è il rosso della trebbia e c'è il nero del trattore, quindi questi colori molto vivaci, molto marcati, ecco, che si muovono nella campagna appunto per raggiungere i Cassinari. L'altra scena che è gustosissima, ecco, proprio se vista dall'angolo giusto, cioè se non dimentichiamo mai che queste storie rivivono la stagione dell'infanzia. Ecco, l'altra scena molto gustosa è quella della preparazione del pranzo per i trebbiatori. Se avete notato, si fa un elenco di piatti ricchi e grassi, cioè piatti che non comparivano ovviamente molto spesso sulle tavole contadine. C'è il salame cotto, c'è il minestrone, il bollito, la toma fresca. Evidentemente quindi a sollecitare questa curiosità dei bambini che c'erano per casa, a catturare tutta intera la loro curiosità, è proprio questo affollarsi di cibi prelibati, di cibi preziosi, ecco, pur nella loro semplicità. È una sorta di paese di cuccagna che si materializza per pochi giorni durante l'estate nelle case contadine, e ci viene un po' in mente, ci ricorda quel modo di dire che avevano i nostri vecchi, che a quell'età ovviamente si mangia più con gli occhi che con la bocca. La stessa cosa possiamo dire del brano in cui con la logica fantastica tipica dei bambini si descrive la radura di Tamone come la zona dove non cresce pianta perché è deputata al ballo delle masche. Ecco, ma in questo racconto, mentre Teresio iniziava così col solito ritorno al passato dell'infanzia, ricordava che un tempo le masche eccetera eccetera, tutto a un tratto ha questa sorta di ribellione, no? Perché se ne esce in una domanda: e perché non ora? Perché non adesso ancora trovare nelle masche magari questi simpatici, cari, antichi capri espiatori? Cioè probabilmente questo riuscire a trasferire sulle masche, su queste figure onnipresenti, questi Silvani che si incontravano sotto le forme più strane, era anche un modo di esorcizzare quei fantasmi che ci portiamo dentro e che a volte in qualcuno diventano veramente insopportabili. E non sono gli unici, ecco, qui abbiamo dato una lettura di quei passi che ci sembravano più belli, più coloriti, ma ci sono anche altri passaggi, altri racconti che denunciano apertamente questo punto di vista dell'infanzia. Possiamo prendere ad esempio il racconto intitolato La veglia, dove
nell'ambiente della stalla, così coloritamente descritto da Teresio, i bambini si formavano le prime strutture di pensiero, ascoltando gli anziani che discorrevano, vedendo le nonne e le mamme che filavano e dedicandosi ai loro giochi molto semplici, appunto nella squadra di bambini sempre numerosa che animava queste veglie. La stalla è l'ambiente universale in cui appunto si impara a vivere, l'ambiente completo dove ci si ritrova tutti e si ha la possibilità anche di venire a contatto per la prima volta con la storia. Il ricordo del vecchio combattente della guerra del 15-18 che, come tutti gli anziani, ritorna volentieri sulle immagini che l'hanno di più impressionato, mi pare che inquadri bene, ecco, questa idea. Ma persino in altri racconti, persino in Tavina e le Viole, che penso sia stato il primo, no, nato per primo perché pubblicato sul tuo almanach, in Tavina e le Viole questo sguardo dei bambini ritorna, secondo me, pari pari. Tavina, come ce la descrive Teresio, è l'ottava di 10 figli e non è cresciuta bene, quindi in certo qual modo ha legato la propria anima, il destino della propria anima, al destino infelice del suo corpo, quindi in qualche modo è rimasta bambina. Il suo mondo è un mondo semplice, è così semplice da apparire persino primordiale, e non dimentichiamo che Tavina muore proprio perché è stato infranto una delle convenzioni del suo mondo ingenuo, cioè lei che aveva avuto la forza di superare il disagio di un corpo fragile, di un corpo anche menomato poi da una disgrazia, da una frattura a una gamba, per cui era rimasta zoppa praticamente tutta la vita, era riuscita a superare questo grave disagio e muore di crepacuore per la delusione, appunto perché viene infranto un suo sogno di un mondo molto ingenuo e molto primitivo. Concludo, come dicevo all'inizio, con una mia interpretazione dell'aggettivo povera che accompagna gente, storie di povera gente, appunto nel titolo di questa raccolta di racconti. Ecco, mi pare, non credo di sbagliare, che l'aggettivo povera sia usato qui da Teresio con una certa ambiguità, ma mi pare che sia anche volontaria questa ambiguità, cioè nel senso che povera non viene usato sempre nello stesso significato e nello stesso senso. Povera gente erano i contadini nel senso letterale, perché non avevano mezzi di sorto, non avevano soldi, erano continuamente stressati, diremmo oggi, dal fare delle graduatorie dove si doveva scegliere tra il necessario e l'indispensabile, quindi immaginate un po' quale scelta poteva essere. Ma era povera di mezzi questa gente, ma dall'altra parte, mi pare che lo lasci intendere molto chiaramente Teresio Lotto, era anche ricca moralmente, ricca spiritualmente, perché intanto era riuscita a darsi delle regole, quelle che noi ora siamo abituati a chiamare le tradizioni, che quindi disciplinavano la vita, ma erano anche una forma di salvaguardia nei confronti di questa società contadina che l'aveva, diciamo, custodita per centinaia d'anni. Cioè la società contadina non è cambiata fino agli anni 50 del Novecento, era così nel 1300, era così nel 1940,
poi ci fu la guerra e di lì incominciò a correre anche per questo mondo il destino. Povera, tanto per ritornare al nostro aggettivo, è anche la figura di Tavina, ma povera in un altro senso, direi povera nel senso che noi diamo a questo aggettivo quando vogliamo esprimere la tenerezza, la compassione nei confronti di qualcuno che è sfortunato. E indubbiamente nel tratteggiare questa figura molta tenerezza le ha dedicato Teresio, al punto che, conoscendolo bene, io credo che si sia trovato anche in qualche passaggio di questa descrizione con gli occhi umidi, perché non è facile, ecco, a un certo punto distinguere se stessi dal personaggio che si racconta, soprattutto quando si vive così in intimità con il personaggio stesso. Ultimo caso, ecco, povera è senz'altro quella prostituta nera di cui abbiamo sentito l'ultimo brano. Povera direi in senso vero questa qui, perché le è stata rubata la vita e la salute. Difatti morirà dando alla luce il figlio, anch'esso malato ovviamente. È un esempio, questo racconto di Natale 1994, che penso possa echeggiare altri famosi titoli che ricordano anche la vita di Manzoni, eccetera, eccetera. Però, dico, secondo me è un gesto di particolare coraggio per Teresio questo racconto. Noi eravamo abituati negli altri racconti a vederlo giocare un po' a rimpiattino col passato, no? Con questo schermo che può anche essere a volte comodo, no? Perché il distacco del tempo, il distacco che ci separa dagli avvenimenti del passato, in fondo fa decantare tante cose, priva gli eventi di emozioni, fa dimenticare anche certe ansie che sul momento li avevano accompagnati. Qui invece siamo nell'attualità, direi nella cronaca, nella più banale cronaca di tutti i giorni. Quindi coraggioso in questo senso. Però paradossalmente bisogna anche dire che questa figura di prostituta nera, questa Virginie come la chiama Teresio, è anche la più ricca di tutte le figure che popolano i 7 racconti. Sono 7 in tutto i racconti del libro, e la conclusione della sua storia, della sua esistenza umana, ci offre anche qui una sicura chiave di interpretazione. Virginie, appena il tempo di veder nascere suo figlio, pronuncia, rispondendo alla domanda di una compagna, pronuncia queste parole: chiamatelo Gesù. Queste parole sono nello stesso tempo, come ciascuno può capire, sono nello stesso tempo un sacramento perché alludono al battesimo, no? E sono anche una preghiera che porta il timbro della sicurezza e del coraggio che mi pare possano avere, cioè che hanno solo i semplici e i puri. E qui siamo veramente arrivati alla conclusione, perché dobbiamo dire che con questa immagine della morte, delle parole, ultime parole di questa Virginie, si chiude l'anello, il cerchio che avevo iniziato citando le beatitudini, no? Cioè mi pare che possiamo aggiungere a quelle che ricordavo prima anche quella forse più
famosa, no? Beati i puri di cuore, che mi pare ritragga bene questa figura. A Teresio, quindi, da parte di tutti noi, l'augurio più sincero per la sua vocazione di scrittore. Ci ha dato un bel saggio di questa sua vocazione. Da parte mia, se posso, aggiungo un piccolo consiglio, cioè, visto che è bravo a lavorare con la fantasia, visto che anche raccontando la sua infanzia alcune cose le dice, altre le tace, come fanno del resto i bravi narratori, direi, appunto, gli consiglierei di lasciar correre proprio questo racconto secondo le direzioni libere della fantasia, no? Perché? Perché a volte siamo tentati, no? Soprattutto quando parliamo di cose che ci coinvolgono molto, che sono state la nostra vita, il nostro mondo reale di tanti anni fa, siamo tentati di scivolare un po' nel saggistico, cioè di dare dei giudizi, di farci sopra un po' di teoria. Ecco, invece direi che la strada giusta, e che l'Orto ha seguito molto, è quella di lasciare proprio che il racconto vada avanti, no? Cioè che vada avanti per conto suo e non sbaglierà. Peggiora, quindi mi dispiace, stasera proprio non ci volevo. Io vorrei chiederti, tu sappiamo che scrivi da tanti anni, che scrivere è difficile perché richiede di mettersi in gioco, di aprire i propri sentimenti all'interno profondo nostro all'altro, richiede di confrontarsi non solo con chi ci conosce ma con tutti. Posso chiederti perché scrivi? Bella domanda. È difficile. No, io non lo so, io non pensavo neanche, ho sentito tutte queste cose che mi emozionano tanto. Comunque, scrivere per me non è poi così tanto difficile. Per me è difficile come adesso dover parlare, via. Quello lì è difficile. Non sono mai stato capace, non sarò mai capace di parlare alla gente comunque. Io ho scritto quelle cose lì perché mi ricordavo la mia infanzia, ricordavo quelle cose lì. Ho provato a metterle giù quasi per scherzo, poi come ho messo sulla presentazione mi sono piaciute, ho fatto questo librettino, l'ho regalato un po' in giro e poi l'ho regalato alle persone sbagliate che dopo mi hanno coinvolto in questa cosa. No, grazie. Grazie mille di averlo fatto. Ti chiedo ancora questo, i tuoi racconti hanno sempre un taglio ben preciso, la memoria dei tempi passati, delle tradizioni. Ci chiediamo, tutto questo in un tempo in cui si ha meno attenzione alle cose piccole, che è proiettato sull'immediato, sulla realizzazione veloce, è solo nostalgia o è qualcos'altro? No, non è solo nostalgia, perché quei tempi lì sono passati, non ritornano, è inutile stare lì. E anche la voglia di riuscire, di ricordarli, di cercare di capirli e più che tutto di riuscire a trasmetterli come a Francesco, a Laura, ai giovani, via, a quelli che vengono dopo. Se sono riuscito a fermare un po' i momenti, un po' quelle mie emozioni, a trasmetterle, io sono già contento, via, basta parecchio.
conoscere, capire, trasmettere. È questo Grimelda. Sono proprio questi sentimenti che l'hanno ispirata. Ricordare il voler ritrovare il senso e la semplicità della vita di un tempo non molto lontano. In pochi decenni, come dicevamo prima, le innovazioni e la tecnologia hanno completamente modificato il modo di vivere. Molte usanze e consuetudini si sono via via trasformate, offuscate, tanto da sembrare irreali, fantasie raccontate dai nostri anziani. Tutto ciò che per i nostri nonni era fantascienza, ora è il nostro vivere quotidiano, è la nostra realtà. Ma non possiamo permetterci di dimenticare, non possiamo perdere tutto quel patrimonio che sempre meno persone ormai conoscono. Abbiamo il dovere e l'obbligo di salvarlo, di poterlo trasmettere. Non possiamo rimanere attaccati solo alle sempre più rare feste patronali e ad un folklore che per fortuna i vari comitati frazionali e le associazioni già presenti mantengono vive con grande sacrificio e lavoro. Ma non basta, non c'è solo questo, c'è molto di più. Grimelda vuole fare qualcosa, vuole essere la spalla, l'aspetto culturale di queste associazioni ricreative, perché vecchi mestieri, la despia, l'abbiamo chiamata così, la spannocchiatura del mais, l'impagliatura di sedie, intrecciare una cesta, una sabacca, non vadano dimenticati. Non è detto che quello che è messo da parte solo perché è lento e quindi non più conveniente, non più redditizio dal punto di vista economico, che non sia più prezioso, anzi. Oggi dobbiamo fare tutto subito, in modo frenetico, veloce, per raggiungere grandi numeri e per poter sopravvivere sul mercato. Ma ricordiamoci che è proprio la meticolosità di quei tempi, il precursore, la base della tecnologia di oggi. Amare la propria storia, fatta di piccole cose, di gesti rituali, non vuol dire rimanere attaccati a una cultura minore. Vuol dire che la storia, la cultura di ieri erano abbastanza solide da arrivare fin qui. Ecco che diventa importante il conoscere per capire meglio chi siamo, come vogliamo o non vogliamo diventare. Ma non c'è solo il passato, c'è anche l'oggi, il presente, l'attualità che Grimelda vuole documentare, custodire, difendere, per trasmetterlo, per raccontare a generazioni future. Niente deve essere dato per scontato o sottovalutato. Solo perché lo stiamo vivendo non significa che sia meno importante. È nata così, per il dovere e l'obbligo che abbiamo verso le generazioni future. Grimelda, un'associazione culturale di volontariato libera a tutti, le cui intenzioni, come da statuto, sono di acquisire, raccogliere, catalogare, elaborare, tradurre, pubblicare, esporre, rendere usufruibili e gestire, anche con i più moderni strumenti informatici, banca dati, banca immagine, collegamenti in rete, eccetera, documenti ed avvenimenti che hanno interessato Caraglio e i territori vicini, compresa la raccolta e la conservazione di oggetti di proprietà di enti morali o privati che ne siano affidati in conservazione, che resteranno di proprietà degli affidatari. Organizzare visite guidate, lezioni, seminari, convegni al fine di promuovere la conoscenza e lo studio obiettivo degli avvenimenti che hanno interessato il nostro paese. È ambizioso, forse sì, ma è fattibile. È realizzabile. Certo, se siamo in pochi sarà molto difficile, ma sono sicura che molte persone condividono i nostri stessi sentimenti e che sentono il dovere e la responsabilità di lavorare per l'interesse comune. Ci rivolgiamo a tutti, in particolare vorremmo che ogni frazione di Caraglio fosse ben rappresentata.
E non pensate di non avere niente da evidenziare, niente sul quale valga la pena lavorare, perché ogni piccola comunità, come ogni famiglia, ha un passato più o meno visibile o appariscente, che ha fatto e fa la sua storia. Pensiamo ad una filastrocca, un detto, una storiella, una canzone che ci torna in mente. Se noi li scriviamo, li registriamo, potremmo salvarli, altrimenti rischiamo di perderli per sempre. Pensiamo alle nostre soffitte, magari a quel baule, a quell'armadio pieni di polvere. Quanta storia, che patrimonio culturale possono contenere, possono custodire. Non aspettiamo che qualcuno, per fare spazio o per disfarsi di ricordi di un passato fatto di sacrifici, lo distrugga. Forse c'è già chi ha iniziato a conservare locandine, manifesti, sonetti o altri documenti di iniziative varie, ed ora si trova con un piccolo e grande archivio. Salviamolo, mettiamolo a disposizione e a conoscenza di tutti, e se vogliamo senza perderne la proprietà, questo lo sottolineo. Non sarebbe bello che in quest'era di giochi elettronici individuali e televisione, che fanno perdere ormai il senso a volte del gioco di squadra, della complicità e dell'amicizia di cui parlano tanto i racconti di Teresio, dico, non sarebbe bello insegnare ai nostri bambini qualche semplice modo di divertirsi, qualche vecchio gioco semplice, banale, povero, certo senza assolutamente pretendere che lo accettino, che lo attuino e poi che ci giochino giornalmente, per carità, perché i tempi sono davvero cambiati, si sono trasformati. Però avremo la soddisfazione di avergli dato un insegnamento diverso e di aver arricchito il loro patrimonio culturale, che è fatto anche di giochi. O ancora, forse c'è qualcuno tra voi, tra i vostri conoscenti, che sa fare dei piccoli lavoretti, piccoli mestieri caduti in disuso, forse più hobby che mestieri. Si faccia avanti e magari si offra di insegnarlo agli altri. Grimelda si vuole occupare di cultura popolare a 360 gradi, questa è una definizione che amo dare io. Ecco quindi perché un'altra associazione Tarario, perché si è sentita la necessità di occuparci di tutto ciò che si può definire appunto cultura popolare. Ora noi abbiamo cercato di trasmettervi i nostri sentimenti, sperando di invogliare il numero maggiore di persone a partecipare, a collaborare con noi. Vi do appuntamento, se appunto tutti coloro che sono interessati, che vogliono comunque approfondire il discorso, saperne di più, o esporci il loro punto di vista, appuntamento con Grimelda. Ci troveremo di nuovo qui in teatro lunedì 19 febbraio, sempre alle ore 21, per una riunione plenaria, per stabilire un po' le linee guida e per cercare di attuare i primi progetti, tra i quali abbiamo già un'idea di fare un corso di impagliatura di sedie. Certo, magari direte, a cosa ci serve? Nessuno si metterà più a impagliare le sedie, però senz'altro aumenterà il nostro patrimonio, il saperlo fare, il nostro patrimonio culturale, perché comunque riusciremo ancora a tramandare per un po' questo antico mestiere, che diventerà un hobby, senz'altro un passatempo per chiunque lo voglia fare, anziano, giovane che sia, o un ragazzo. Quindi un'idea sarebbe questa. E adesso vi dico, per tutti coloro che volessero comunque sostenere Grimelda, anche senza appunto magari partecipare alle riunioni, entrare nell'attivo proprio, noi abbiamo pensato che potete farlo con una quota associativa per dare il segno della vostra comprensione, della vostra solidarietà.
Al momento abbiamo pensato di fare, la quota associativa dura 2 anni, scadrà il 31/12/2008 ed è di 10 euro. Chi vorrà potrà all'uscita vedere un attimo di versarla. Se invece qualcuno dice io ci penso, non è un problema, deciderà di farlo, potrà farlo in qualsiasi momento durante l'anno, basterà contattarci, ci vedrete, comunque ci faremo sentire e quindi potrete in qualsiasi momento avvicinarvi a Grimelda. Ora noi la nostra presentazione l'abbiamo fatta, speriamo che la serata sia stata di vostro gradimento, spero di essere stata chiara nonostante la voce. Lascerei, non so, se c'è qualche intervento di qualcuno, il sindaco magari se vuole intervenire e esporre il proprio parere. Non temete, non sarà un discorso ufficiale, anzi, il mio è un intervento flash. Voglio così, a voce alta, dire a voi quello che ho pensato mentre assistevo a questa serata. La prima impressione entrando è stata di piacevole sorpresa, cioè vedere la sala piena per un'iniziativa come quella di stasera è stata una bella impressione. Piacevole appunto impressione, anche perché testimonia che in Caraglio il lavoro fatto negli ultimi anni, diciamo pure da alcuni decenni in tema di cultura sta dando i suoi frutti. Caraglio si può, direi con orgoglio, definire un buon substrato per chi in qualche modo vuole fare cultura. Questi abbiamo qua 3 esempi lampanti. Uno, vabbè, è Reggio Lotto, che in questo contesto ha ritenuto di scrivere un libro, che ci ritornerò sopra a quanto mi ha suscitato questo libro. Un altro è Gisella. Io mi ricordo quando facevo i saggi del civico musicale qualche anno fa. Beh, adesso siamo, non dico al livello di professionismo, ma quasi. Quindi vuol dire che anche queste iniziative nate tempo addietro sono servite a far sì che i giovani canadesi abbiano questa sorprendente bravura nel suonare uno strumento non certamente facile come il pianoforte. Anche la stessa nascita spontanea di questa nuova situazione culturale, per esempio, Grimelda, sono in picchia sicuro. Vabbè, comunque anche questa voglia di fare cultura in maniera associativa non c'è sulla quanto Caraglio si è creato. Di questo un sindaco non può che essere contento e soddisfatto, quindi va bene, siamo contentissimi, e questo va anche a gratificazione di chi in questi anni si è impegnato in campo culturale. Penso agli assessorati che sono succeduti, penso anche alle associazioni, le altre associazioni presenti sul territorio, che in qualche modo hanno fatto sì che c'è stato il seme affinché queste iniziative fioriscano. Pensiero su quanto ha fatto l'amico Claudio. Vabbè, io ti ringrazio perché stasera, ma già prima, perché io sono di quelle poche persone sbagliate che avevano fortuna di leggerlo, già prima mi avevi fatto vivere emozioni piacevolissime, perché i ricordi di infanzia sono sempre piacevoli. Hai avuto proprio la capacità di suscitare in questa diciamo, questi ricordi che troppo spesso tendiamo a dimenticare. E un altro pregio di questo libro, interpretando e sovrapponendo di po' quanto ha detto Arturo, è l'esaltazione, della cultura contadina da cui un po' tutti noi proveniamo. Sarà stata povera,
ma quanto era saggia, quante generazioni ha saputo forgiare. Se l'Italia è stata capace, in alcuni decenni da dopoguerra in poi, come dire, porre in essere il boom economico e quanto è seguito, quindi dare le basi per l'attuale benessere, sicuramente molto lo dobbiamo a questa cultura contadina che tutti noi affermiamo. Io direi ancora di più, direi che dovremmo uscire un po' dall'ubriacatura che lo sviluppo in quanto tale ha prodotto in noi e ritornare un po' alla radice, recuperare un po' i fondamenti di questa cultura contadina, il sapere dare il giusto valore al tempo, il sapere vivere in assoluta simbiosi con l'ambiente, quanto ce ne sarebbe bisogno. Pensavo anche in questi giorni, occupandomi di piano regolatore, alla saggezza dei nostri antenati nella costruzione dei borghi originari dei nostri paesi, delle nostre borgate. Noi non sappiamo più, siamo ispirati da altri concetti, spesso fuorvianti, spesso forieri di problemi che diventano poi addirittura insormontabili. Non andiamo poi appunto alla nostra incapacità di vivere con l'ambiente e cronaca di questi giorni continuo allarme che scienziati pongono la nostra attenzione proprio legata alla nostra incapacità di portare avanti un sviluppo sostenibile. Beh, i nostri vecchi lo sapevano fare, lo sapevano fare molto bene. E quindi è necessario ricordare, e quindi questo libro ha una grande funzione anche in quest'opera. Un grazie ancora per tutti voi per serate come questa, perché effettivamente è un piacere partecipare, perché si riesce, e questo lo dico come amministratore, a uscire un po' da quella cappa di tensione, di continuo confronto, di discussione che tutti i giorni ci vede impegnati. Intanto partecipare a una serata come questa ti fa, come dire, sentire un pochettino al di sopra del grigiore di tutti i giorni e ti aiuta a abbandonarti a qualche sentimento buono come quelli evocati da Teresio e quindi anche a vivere. Grazie ancora a voi. Grazie mille. A sto punto Gisella ci saluterà con un brano musicale.
punto non ci resta che ringraziare Teresio per il suo libro, per il lavoro che ha fatto. Continua così che ci ispireranno a grandi progetti. Poi ringrazio il professor Rosso. A questo punto Maria Silvia Caffari. Grazie. Poi anche a Gisella, grazie mille. A tutti coloro che hanno collaborato sin dall'inizio già con Grimelda e quindi hanno lavorato, diciamo così, dietro le quinte, hanno lavorato per preparare la serata e per preparare il lavoro per Grimelda. Quindi grazie a tutti voi, spero, come ho detto prima, che ci rivedremo spesso, potremo lavorare insieme. Grazie mille e buonanotte.